Max Solinas, Adriano. Adriano Mauri. Allora, questa mostra fotografica, Eh sì, Max, come parlane un dire, po'. cosa vuoi che ti dica? Sempre tutti mi chiedono di questa mostra Vabbè, fotografica e avete quante guardatevi le scatte, quante immagini, scatti? Sì, scusa, adesso andiamo a venite a vederlo, ma guardarvi le quante immagini, scatte non hai è che fatto? dovete... Ma ne abbiamo fatto... Quanti ne abbiamo fatto, Mauri? Credo ci saranno pubblicate circa 10.000 fotografie alla fine della fiera, ma io ho scattato 2 tera di roba, quindi sono tantissime, migliaia di foto, veramente migliaia. 1200 persone circa che sono Tutte in venute a studio posare l'avete per fatte o noi. anche fuori? No, 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 Tutto assolutamente in abbiamo studio, tutto, tutto rigorosamente in studio, a per la- Santiga. Esatto. Tutte a colori? O anche bianco e No, nero? io ho c'è? anche qualche a bianco e nero, sia in mostra che nel pubblicato, invece Max ha puntato più sul colore. Io ipercolore, Ah, colori sugli abiti, colori fortissimi sugli sfondi dei fondali, sai come i vecchi fotografi di fine 800 che andavano in giro per le sagre e si portavano dietro i fondalini dipinti. Io, come dire, ho preso dei fondali dipinti anche questi, però più contemporanei, e li abbiamo messi il dietro. costume più bello? Costumi più belli, difficile dire, però diciamo che non perché siamo a Sassari, ma nella zona del Sassarese, veramente bellissimi. Per me Ittiri, costume giornaliero di Ittiri, meraviglioso, è una scultura. E poi finalmente, come dire, costumi indossati da persone, non costumi indossati da pali e da manichini, per cui forme morbide, pose sinuose. E facce di sardi. Il più difficile da fotografare? I più difficili da No, il più fotografare. difficile, quello che vi ha... L'abito più difficile è quello. No, Non l'abito, la persona. no, non ricordo. Zola, saprei. malleabile, tranquillo. Stupendo, Uno dei meraviglioso. Zola è uno dei migliori e anche Cossiga, fantastico. E Caterina? Marco Carta diciamo che è stato il più rognoso. E la girl La bomb. Murino, fantastico, bello. Vabbè, perché Marco Carter era esuberante, era veramente, come dire, esplosivo, adrenalinico, per Vabbè. cui difficile fare un posato, ma divertente andargli dietro, come dire, nella sua mimica. Grazie. A te. Prego.